Chiarnia, scunas sui stais, soterradas di telarinas, falsi rusinidas tai chiots bandonats, puartons che si clostran, davor di ogni funeral, pesca e cres tai orts dai pais, il non di Dio, bon plan soterrat. Bias pais, biada Chiarnia, a tu has resistut a fan, a guerras senza fin, migracions, terremots. Signor, uda la neste int a continuare la sua storia, per scolpitas musas di freschias generazions, il gust di vivi, di lavorare, di restare. Il gusto di vivi, di lavorare, di restare. Una poesia di Don Sandro Najaretti che nos versa un quadro su Patiarnie. E su Patiarnie è questa sorta di spettacolo, queste robe particolari, che il gruppo teatrale pari opportunità, un non lungo, Amelia Artico dai Lops, aveva portato a torda un po' di tempo in ca, per il Friuli e per le piazze di diversi paesi. Intanto, io di Ciumuca ne su di queste idee e prima di tutto, Nives, la poesia di Don Sandro e tutte queste persone per indicare per coltare un sal di queste pari opportunità. In curt c'è roba che è. Dicono che le pari opportunità è un'espressione di una legge nazionale europea che ha preso in considerazione che le persone hanno pari dignità, che si tratti di uomini, di femmine, di frutti, di anziani, di persone che hanno più manco il bisogno. In Chiarnie, per un gruppo di anni, le amministrazioni comunali hanno preso in considerazione questa indicazione e con tal team è stata istituita una commissione che appunto delle pari opportunità che comprendeva tutti i comuni da Chiarnie. Un dei progetti che questa commissione ha elaborato con il sostegno, con l'aiuto delle femmine e degli uomini di queste terre è stata appunto questa espressione clamina teatrale che si chiama ognuna conte a somut. Perché è nascita queste idee con il sostegno e con la competenza di Dino Persello che ci ha fatto in considerazione queste idee, queste proposte, che aveva come obiettivo che di far conoscere le nostre radici, che di mettere insieme le femmine e gli uomini e la Indi, queste Chiarnie, per poter contare, per poter esprimere, per poter viaggiare il cuore alle nuove generazioni, proprio per fare venire fuori di chiese in momenti ridotti di difficoltà e provare il gusto di stare insieme, di condividere, di partecipare, di contare, di chialare lontano. Ecco, Nives ci fermi, allora noi vi presentate tutta la troppedina che è qui voi, amanti, c'è qualcuno, allora i partiti da Elia, che viene da Ravinas di Paular, e Dino Persello, che è il regista di questa operazione, dopo la ring a capire che è entrata al di più, Nives che viene da tutto, che non viene da Ville Santine, Marta che è la suage musicale di queste robe che aveva viaggiato dopo il paese, dopo viene Solidea, che è una facciata che è conosciuta perché è da Pardut, no? È di Paular e in Chiei, e dopo viene Livia che è di Force. Di Zopt.
Livia e dopo la ringa ascoltare un po' che ten in pise che lei i diversi momenti. Noi la ringa da un ecerce chiaramente, dice che al parte in davanti che spettacolo, però prima di tutto in io di con Dino Persello che lei regista, che in pratica lei il gruppo che è nasciuto quando era con Nives che ha contato di queste commissioni e quindi a Dino e passino la balle perché non sconti un po' diciamo che il primo botto che è venuto fuori che è nasciuto. Sì, il primo botto l'ha fuori di un esperimento, di un lavoro che avevi fatto in Friuli con un gruppo di frus, avevi inchiappato in man, un gruppo di frus dal Mecomon, di Chiarpade, di Gnan, e avevi inchiappato in man e fatto un'analisi dalle varianze orali, dai colori della lingua furlana. C'è succede, lo presentin a Villa Santina e io mi chiatti con Nives e mi dice, ma noi in Chiarnia i vincolori sentiamo poi contrastati, poi fuori a livello di varianze orali. E mi sono reso conto che veramente la Chiarnia è la capitale storica delle varianze orali della lingua furlana, dalla Val d'Aldean, dove c'è il Nasdut, dal 1350, no? Là che vengono i documenti che arrivano dai studi notarici vidalesi, in là che i verbai erano stilati in tre lingue, furlan, cioè il latino italiano e questo furlan con la variante al femminile in O, le parole femminili in O, e la Val d'Aldean è una val così importante per la lingua, è fondamentale in pratica. E vi metto tutto in campo questo lavoro. La bellezza di questo lavoro e l'originalità è che ognuno la conta a suo mood perché le protagoniste arrivino di un canale differente e quindi a Fevelin. E dopo sono tutte femmine. Dopo sono tutte femmine che bisogna fare una riflessione, caro Celestino, e ti ringrazio che a un certo punto del viaggio all'inizio e tu sei venuto dentro a darci una mano, se no era un po' dura con un furlan che aveva a fare con siete femmine. Chiarnielle. Ecco, sì, di voi io ho una posizione un tic particolare perché sei di qua e di là, quindi sei un po' come il presemulo, no? Che si fa a chi è. Ecco, in una roba, Dino, già che vi invierte, insomma, che è stato il primo butto, vi da dire che la ricerca storica, il lavoro di Laceri proprio per presentare anche concrete, alla mettuta in piedi in grazie a Novella del Fabbro, sì, che faceva parte di questo sì, 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 all'inizio Novella del Fabbro era dal nostro gruppo, la sua ricerca scientifica è stata di un'utilità unica, perché proprio l'apertura del spettacolo, che è piuttosto di profilo alto culturalmente, sono questi esercizi di versione in cui certe frasi paragonate al italiano che vengono proiettate su un linsol della scenografia nostra, danno l'idea di c'è molto che si fevelava 100 anni fa. Ecco, già che si riguardi che questo percorso che ormai avanti avanti da qualche anno, no? E andare in altre persone. Ecco, mi pensi per esempio la Caterina Tamusin. Sì, la Caterina Tamusin dal For, no? Dal For da Vuatri. Dopo la Ines di Gleria, di Paular, che purtroppo pallettata hanno posato unirsi a questo gruppo, ma è stata finta non tanto in fa proprio no? Una bella voce, una testimonianza importante, diciamo, e questo è un esempio, diciamo, che uno anche se l'età e anche avanzò e poi sempre hanno sempre la possibilità e sono tutti miei per presentare e spiegare e contare anche di che altri. Ines di Gleria è stata una di queste figure importanti. La Ines di Gleria, quasi 90enne, è stata la nostra mascotte in pratica e lei proprietà intonava i tox chiantas col suo canto spontaneo, è una figura importantissima stata per noi. E dopo, logicamente, la già citata Novella del Fabbro, anche Modo For, e Amelia Artico di Tulmiece, che i chiarnieri conoscono sicuramente, perché si è scrisse e per la sua attività, per la sua attenzione e sensibilità verso il costume chiarniel, Amelia che non si è manchiata un 3 anni fa, proprio a settembre. Ecco, Amelia era una di quelle che teneva le atte in il gruppo, che era contentissima di là, torna, se aveva problemi di salute e proprio da quando è venuto a mangiare il gruppo l'ha chiappato per riguardo proprio dedicate al suo nome. Sì. Dopo vengono un'altra persona che faceva parte di questo gruppo e che da un po' di tempo per impegno si usa un po' umolata e di Prat, oh, sì. Dino. Elsa Martin era
diversa dal gruppo era e anche mo perché il contatto resterà, per noi rappresentava proprio all'interno di un gruppo così colorato. Io non ho mai mettuto il costume chiarniel per una sua scelta. Hanno partecipato anche appunto ai coros, ai momenti corai, però era un alche e c'è. Per la sua diversità e veniva apprezzata una brava maestra di Chianale della Val Pesarina. Ecco, dopo un'altra figura che abbiamo presente al gruppo, ma che noi voi qui, e che ha chiappato il posto di novella, tal senso che proprio stava a rappresentare la variante con la finale in O di Fornia Voltrica, è Rosalea. Rosalea, sì, è l'ultimo acquisto del gruppo, è un acquisto interessantissimo, perché è ben plan che si è inserita e ogni puntata, ogni tappa che fa a crescere e per noi è una mancanza, è un weight, ma è là in ferie, è lontana e possiamo riguardare e salutare. Ecco, e da che se prima è passato con Dino, in Inga che è la persona che a lei in qualche maniera tutti diversi momenti e proprio sul cominciare perché il spettacolo di Zinco è strutturato in una maniera variabile con elementi che si possono spostare e quindi in base a place tra virgolette il paese, la che si va, si può sentire già o giuntare che non fa scomodo, che non va bene o c'è messaggio che noi vogliamo portare, sempre riferito chiaramente che è la Chiarnia, perché il scopo è che li portare la Chiarnia, un quadro da Chiarnia attorno a fare conoscere per i paesi che magari non hanno sotto mano le caratteristiche, la tradizione, l'usanza e via. E dicevi, da forza di Zotta e la Livia non si apre per mano, di solito non si mene attorno. Livia, il primo conto diciamo che tu viersi e i riferimenti che tu fai. Livia si interessa che è una delle bellezze, delle caratteristiche del spettacolo, la variante locale, diciamo che c'è il furlan dal foro. Ecco, allora io i presenti che spettacolo man mano che vanno avanti spieghi il parzè delle robe che presentano. Naturalmente io cercare il forness, magari da che altre sale poco in tutto, sta di fatto che Rosalea mi diceva sempre ma sai che non capisci tutto che tu dici? Alla fine, a forza da stare insieme, si scambiano queste bieles, questi dialetti tipici di ogni valade. E proprio l'importanza del spettacolo è anche che da portare a conoscenza di tutti se si cercare nei paesini quali sono le inflessioni vocali e via avanti. E allora noi mostrando queste robe qui abbiamo un'idea anche a cui si sta guardando di se che si vive in Ciarnia, di se che si viveva e di se che si vive anche al di da voi. Non voglio che nessuno dismentei se che noi se che si faceva una volta, se che si fa scamò e teniamo proprio a cura queste tradizioni. E con il nostro spettacolo vogliamo portarle a Viodi a Duce e fare le scagnosi a Duce. Alternando così momenti di serioso al spettacolo e anche momenti allegri, momenti in cui si ride e momenti in cui anche si pensa. Perché la gente che viene a Viodi sia alla fine dice, però pensavo magari anche a robe su un impi, così un impilisere, se invece ideen emozione, ideen riflessione e alla fine si torna a casa un gruppo contento perché vedono davvero contentati anche che venga a Viodisi. Ecco, grazie a Livia ha già dato un quadro, chiaramente noi diamo di Al che dopo l'invito di quando io adesso attorno la locandina che ognuno la conta sommuta in quel paese, cui Cavour dopo possa venire a chiappare dal vivo a quel che è il momento di contatto con la gente, che è il momento di trasmettere le nostre Chiarnie. L'idea che viene a parlare a una certa età in Chiei e io dico che vive questa esperienza, l'idea. Questa esperienza per me è stata un gruppo positiva. Ci siamo impegnate, io e la Elia e anche la Ines, a frequentare questo teatro. Ci pareva una roba un po' così, anche una stupidaggine, nel senso, una certa età, si fa teatro, che non si sa anche a tutte le robe, non si ha vivuto, non si ha imparato queste robe che si fa come durante questa cosa. Sono contenta di essere qui, soprattutto perché per me è una roba, un mistero che non avrei mai pensato di arrivare
a che punto. A me questo teatro mi dà due momenti importanti da vita, da nostra cultura e da nostre tradizioni. Mi piace pensare come si trattava dopo una giornata che si aveva aperta a fenca, c'era pupas, che la nostra int si sentava di fuori nelle banche di pietra o si scialins di casa e si contava le sfadie, i lavori e tutte queste robe. I pups si giocavano, le femmine insomma erano un po' tranquille e contavano certamente le sfadie, le rabbie, i displagies, però anche la contentezza del portatore di regonare magari 20-30 fasi di fame. Era un momento veramente bello. E il momento che pluia a chiate anche in questo teatro è la tradizione, la cultura e la tradizione da fila, da cultura. Che la sera, d'inverno specialmente, si cantava in le chiese, cioè si faceva, all'era della discussione che facevi. La prima roba si lava sempre da più dal sacco, da più dal J, a Ciri Sandera Pers Martins, perché era una roba prelibata e gustosa. E si chiattavano queste femmine finalmente si sfogavano anche dei problemi dell'uomo, anche di robe anche intime, si consultavano, si dicevano ma c'è questo, c'è questo. Però la prima roba era sta attenta a Speranza che torna alla TV. In un certo senso che non si poteva mai entrare nel merito di questo discorso. Allora questo teatro, a chiacchiere di tradizioni, ma anche di vita attuale, perché si induce in questo circolo. E questo protagonista con sentimento, con amore, nos fa rivivere tutti questi momenti che sono stati nei nostri paesi, ma penso in tutti i paesi da Chiarnia, di qua e di là. E soprattutto nos insegna sempre algo, perché non si finisce mai di imparare. E amare il proprio paese, amare le tradizioni, amare ciò che nos hanno lasciato, ha un valore che nessuno non potrà mai togliere. Non si può togliere tutto, chiamp, sprase tutto, però c'è che viene dentro, c'è che senti, nessuno se può togliere. E allora io spero di ringraziare questa opportunità che è in bu, intanto che tanto con le amiche, che sta bene, non si rincrescono che non si odin. E insomma, ben venga, spero che fino a noi cominci qualche donato, i giovani, che danno una carica in più come che noi, contenti, entusiasti, e non c'è di. Eccoci, grazie. Ecco, grazie a Solidea. Ecco, viene di Solidea in tal depli anche a descrivere un po' che è l'operazione di ognuno la conte somute, in tutta due, in grazie al contributo di Monica Tallone, che in che team era vicepresidente Pacchiarni della Società Filologica Furlane, aveva con dos rias aveva scritto così: il vivor di un art di San Marc e la freschezza di una fontana di Mont che non glace mai, l'usurose, è come che vi sentite, no? Solidea non ha problema a sbasse partire. All'edificio l'ha contato, però un elemento importante quando si partisse in questo spettacolo è diciamo che la nostra femmina sa vivere in nostri paesi, ha detto Solidea. E un altro elemento è che in grazia della conoscenza di qualcuno, da novella e via, di Gina Marpillero, è stata in qualche maniera commissionata a Gina Marpillero di tradurre un test che io avevo scritto per italiano e che dopo lui mi ha fatto voltare in chiarnielli d'arte. E Dino nos dice di che dome proprio un'indicazione, Dino. Sì, succede così che dal secolo passato a mi arriva in mano un libro di Gina Marpillero. Io so primi libri, Essere di Paese, un libro incredibile, di cui mi innamori. La penna felice e elegantissima di Gina Marpillero mi fa innamorare dal suo modo di scrivere e di tutti i libri. I libri era capitoli per italiano. Un capitolo si chiama Il pudore, lo hai letto e riletto e non mi sono distaccato poi. Così trasmesse esperienze teatrali, lo portava in attore, questo capitolo, ridotto a dos voci, per italiano. A un certo punto però, quando si sono messi assieme, non si è venuta un'idea, perché Gina Marpillero era anche viva, aveva 95 anni, e chi si appunto un 7 anni fa, e non si è venuta un'idea. Provino a contattare Gina Marpillero, pur qui si 95 anni, e domandai se non adattava e non traduceva il pudore dalla sua variante orale di d'arte.
Allora ha fatto proprio l'anno che è manchiata a settembre e di gennaio a marzo io data dei suoi figli hanno tradotto il pudore il vin ridotto a 5 voci e il pudore è un tocco importantissimo, è un barcone, un lavoro importante che al vierce ognuno la conta e sommuta, è un lavoro gradito che di una roba. Il gruppo è cresciuto in tutti i sensi, come diceva Solidea, sia in aggregazione e in amicizia, che come è un lavoro forte, ma anche la sua melodia artisticamente. Sono un lavoro, ma un lavoro braves. Ecco Dino, e proprio riferita al pudore, dopo è stata fatta un'operazione perché non c'è il nome di una chiarnie di IR, ma c'è anche di entrata al mondo a chiarnie di voi. E vi ho chiatato una bella poesia proprio di Giorgio Ferigo, tra i poemas con la musicale da Gigi Maiaron, che vengono insedate proprio talmente dal pudore, che sembra una roba contrastante, invece proprio a sta a Pinel, perché il pudore di tre giovanuti che vanno al bal, vivuto proprio dai teams di voi. E come in proprio proponi che il tre poemas che vanno al bal da voce di Marta. Trei poemas as van al bal, cotula plissé, blusa, pizzo di sandial. Trei poemas as van al bal, e da pluf da meda, faci la rueda, e da urda glesia, giunti losors, sui avricci riegia, giunti losors. An il pas al tire lugint, miec poma garba e mieciarin. Trei poemas as van al bal, e da pruf da meda, faci la rueda, e da urda glesia, giunti losors, sui avricci riegia, giunti losors. Sera d'estat, un boc di afsa, ogni svoltada, zir la naridada. Trei poemas as van al bal. Passada la rovish, amudin i scarpets con scarpinis di vernish. Passada la rovish, amudin la scarpets con scarpinis di vernish. Trei poemas as van al bal, mia ghita nena pinsir di goral. Trei poemas as van al bal, e da pruf da meda, faci la rueda, e da urda glesia, giunti losors, sui avricci riegia, giunti losors, sui avricci riegia, giunti losors, sui avricci riegia, giunti losors. Ale Marta! Ecco, tal percorso che facciamo proprio l'anta a spiegare di particolare, è un pianto che è simpatico. Di che si tratta, Dino? Ma è un po' che il giuà con le svarianze orali della lingua tiernella, che al plaso lavora proprio perché il testo è, come che tu hai detto, una lavora simpatica e originale. Si tratta delle spicciole robe che mi piacciono di te. L'interpretazione è a tre voci, ma tre voci con tre varianze orali, che sono il Vilotte di Villa Santina di Nives, il Fornes, non lo dico mai giusto, ma mi perdonerà Livia, dall'Alta Val del Tuement, quindi il Vilos il Fornes, e il Paularin, mi ora chiamo Ravinot, se no Elia si rabia, di Elia che arriva dalla Val di Inchiaroi, le spicciole robes che mi piacciono di te. Ecco, e se non vi detto, se lo vi detto, torno a ripetere, la caratteristica principale di tutte queste operazioni è proprio di far conoscere la musicalità da svarianze che vengono in nostre chiere, in Chiarni, ma anche il Friuli, che è una delle ricchezze e delle bellezze che forse si sente usata a sentire la sogni di non fare in casa. Come allora andiamo a sentirci insieme la spicciole robes che mi piacciono di te. La spicciole robes che mi piacciono di te, come di il matrimonio tal tempo. Il toridi un inin lontan, la toman che plan plan a mi chiarecce chiavei, e tu mi dis, i vorrei sveglio in che occhi si biei, e io ti dis, i tu sei un tic mat.
tagliet, senti d'ogni il tuo respiro. E sul comodin il giornale da binore, la cogume cacchiante in cusine, l'odore da pipe che tu fumis la mattina, il tuo profumo un po' blasé, il tuo bielgile, la spicciules robes che mi plasin di te. Che il to ridi un strani, che il to visi di tociami ciavieie dimmi, i vorrei svea iance io così biei, e io ci disi ninin tu milias belzadit, e tallet senti il to respir, affannato, e sul comodin il bicarbonato, la cogume cassi vile in cusine, l'odor dalla pipe che tu fumis la mattina, il to profum punin demodè, che il to gile, la spisole robes che mi splas di te. Che il to ridi di mona, sempre che mania di tirami chiaveie dimmi, vorrei sveglio anch'io così biei, e io ci dis, comprati un parruchin. E tagliet sentiti aranguscià, e sul comodin il tocchialcin, e sotto la specchiera la todentiera. La coguma è sclopata finalmente in cucina, la puccia di bago che impesta tutto fin da mattina, la topuccia di bec che il to schifos diachet, la spicciulas robas che insieme con te a buttare svulintir fuori dal balconetto. Ecco, vi sentite i tre momenti allora da vita di famiglia, di matrimoni, con le voci di Nives, di Livia e di Elia. Allora, tal depliant che spiega, come dicevo prima, un po' che è tutto il telar di questo spettacolo teatrale, a noi di la definizione di queste tre persone. Allora, vi Nives che ha scritto stil e diplomazie, aggiuesimo garbe mo dolce, sensuale. Questa è Nives. Invece, per quanto riguarda Livia, è una nobile dolcezza per una voce che dà emozioni. Fine. E dopo in Aelia da Ravinas e così si è scritto dal Deplian a parte sulla scena la tradizione con la passione dei 20 anni, femmine di Gale. Ecco, è proprio teatro al discorso della tradizione, una delle tradizioni che in a mostrare in questo spettacolo è che è da Scidulas, una tradizione che anche noi vorrei vivere in tanti paesi chiari, con forme e momenti differenti. Anche il modo di tirare la scidula, di cercare dal trai la scidula, questa tradizione una vorrei vecchia di riunde, i studiosi dicono di riunde celtiche, dei rituali che questi popoli facevano attorno dal fuoco, in tal cambio di stagioni, in tal solstizi e via. E diceva che vive in questa tradizione in tanti paesi da chiarni. E in domo in cerce usnotte, in quel che è invece il programma che si fa a questi paesi, hanno tra i 4 momenti o tra i 4 paesi e forme diverse di tra le cidulas. A chi voi, in diretta proprio con videotelecarnia, in Ingaiori comunque viene entrata da cidulas a Paulare. Tra l'altro, tutti di dire che Paulare non si chiama in cidulas, ma hanno un attinon, ma di che come non sconte Elia e Solidea. Ecco l'idea. Sì, a Paularo si chiamano pirulas, che non sono queste macchine, ma sono questi quadraduz da Medino, questi quadreluz di lendi fau ben sec, che vengono improntati su stombli, che è una maccia di sterp che la diesi taia al momento, quindi la diesi verdiale, per un motivo semplice, perché la pirula secchia a diardi bene, mentre che il stombli non l'ha diardi. Non so che dire. C'è molto da dire. Questa spirula ci la stira. Il 24 di giugno, Santa Ramarcola, San Piero e Paoli.
È una tradizione che è viva, che speriamo che non muore mai, perché non resta ben poco insomma, da tenere e andiamo avanti col progetto. Si parte la sera, Elia. Naturalmente si partiva anni fa con un bel gruppo di persone, come veramente hanno potuto manco, come sono avvantaggiate un po' le femmine, perché prima non si poteva là, perché gli uomini si divertivano a modo loro, anche di gente che sta dedica un po' anche osè, che non si poteva dire, però insomma la va ben così. Come invece sono femmine che sono un po' più peteccione, con che sono lì, partendo naturalmente col gel, con un po' da mangiare, un po' da bevi, si va, si impia che il gran fuoco, si sente il attoratore e si comincia la dedica a una persona, a una coppia. E sono due petezze e telenovelas al di essere, una volta era petezze, però era non solo petezze, era anche annunciare magari una coppia che non si sapeva nulla, però forse vanno a piacere che si sapesse che erano innamorati. E così non si può dire tante storie, c'è tante qualche volta critiche anche da parte di ciò che si ha detto, si ha fatto, comunque ben venga, era bella e ci continuare di non lasciare perdere. E io come passi la parola, la voce, la dedica a nostra chiara Elia. Allora, a Paolare si fa così. Attrai questa pirula! Caletti sunt un coni! Viamente la sola idea che fas l'amor col Tony! Evviva! Attrai questa pirula! Che fas il gran lusor! Evviva Telecarnia! E tutti il Salavor! Evviva! Ecco, e questa è uno dei cantons che si va facendo in questa serata di ognuno conta a suo modo. E in genere queste trae la cidule dopo al finisce con la presentare un altro momento importante da tradizione che anche che vive in tanti paesi, che è dal trighet. No? Sì. Tavallo in Chiaroi, in Chimongrum vive l'usanza di fare il traghetto, in tal caso che la novice ha letto fuori di paese. È un'usanza antigona che impone a tutti i partecipanti a festa di pagare una specie di dazi, di tasse, per poter menare via la novice. E allora ci si fa? Si blocca la strada con una stagna o semplicemente con un nastro bianco. E si invita tutta la compagnia a fermarsi in un momento per ascoltare, prendi la via, che l'antico comandamento che si dà un consiglio sulla vita matrimoniale, sessuale, da coppia. Dopodiché si invita tutti a fare un bel cincin e a mettere senza paura la mano in tal taccuin per poter menare via la novice. Si siede alla stagna o si taglia il nastro e quindi la festa può continuare. Ecco, può continuare, Elia, però disin al mancul una strofute di Keltian che si fa ven furnovice e anche con che battute che aveva messo dal miez. Binevoe, tacche con binevoe, dopo in con una strofute. Binevoe e tam morbin. Ecco, sì. No. Binevoe e tam morbin. Anche il predi a lui confessa, non le pecchia a pensare a che roba enfra da questa. Ben fur novice, ben fur col princlama, la chiesa di Tomarin, tu l'has di abbandonare, e che dal tuo giovin, tu l'has di abbracciare. Ecco, questo è all'era, per esempio, è un toccut dove chiaramente non possiamo farlo tutto, perché sennò gli avviene anche il gusto da sorpresa, cui che avviene al via di il spettacolo, speriamo che siano in tanti, no? E questo momento avviene finito con una dedica particolare, con un chian che è sempre legato al monte, la tradizione dei novizie, e che è come nos dice Livia. Questo canto è un canto che si fa alla novice, si canta nome a For di Sot. Di solito io, quando faccio gli spettacoli, li dedico a Amelia e anche voi fa così. Volen manai levi e oram, che oculino io distan, la casa di tuo
ioram, e tu la devis abbandonam. Vala, vala, tu ioram, vainta che ciase affascionoram. Vala, vala, tu ioram, che tu mi portes via il cuore. Grazie a Livia, e poi tornate a la vostra posizione, no? Anin ascolta come anche c'è molto che iatis, che zatas a toras part furlangas, che sono le protagoniste di questa serata, c'è molto che vive in questo momento e queste soredute, questi anni che sono passati in compagnia. Marta intanto hai vinto la sua musicale, senti il suo pensiero di questa esperienza? Beh, sicuramente si è da un po' di tempo che sei con queste femmine e è sempre un bel chiataci. E anche se vi un gruppo di vari di età, però comunque io con loro mi sento un po' come a chiesa me, loro mi tengono veramente da conto. E oltre a questo, fa che spettacolo per me personalmente è anche importante avanti, che è stata la mia storia, che mi ha tramandato comunque anche i miei nonnos. E quindi fa parte di questo teatro per me veramente è importante. Mi piace proprio anche in tal finale, in tal poesia di Don Sandro, di Chiara, mi fa il tocco per scolpire la musica di fresche generazioni, che la ring magari senti dopo, proprio io mi sento effettivamente, c'è che Don Sandro dice, ecco, cioè il Signore ha una richiesta di aiutare le nostre int a continuare la sua storia, quindi io proprio mi sento veramente denti, ecco. Ecco, Marta, che due rias che ti tiene sempre sul deplin, ha scritto così, la delicatezza di un tian che l'entra tal cur, sentimento. E hanno ascoltato però anche Elia, che io dico che ha vissuto questi anni e queste esperienze, Elia. È stata e continua a essere una bellissima esperienza, perché io, come le amiche del gruppo, volevo buona nostra chiara dei Paris. Tanto per dire, io non c'era, si stata regionale al TV, il secondo taglio di erba, insieme con la mia famiglia. E voi a Binora si stata a intramudare le spiore da un recinto che ha a che lati, parco anettino, che i pras, massa in riva e che nessuno si è ormai. A me è una stupidaggine, sì, ma in effetti non è una stupidaggine. E a pensi a che conta che ci ha portato il dottor Agostinis dal Centro Africa, che conta l'esperienza del colibrì. E la conta è questa. Dal Centro Africa una dì scoppia un grande incendio. Tutti gli animali da foresta, chiaramente, a sciampi, terrorizzati, perché se noi finivi in tas flammes brustulis. No, ma un colibrì, l'uccello più piccolo della foresta, al correva dritto, svolava dritto verso le flammes, verso che sorta fuoco, no, con una gota di acqua dal becco. Allora il leone, hai voce su al colibrì, oh, tu alla su! Da vasto, c'è crosto di fa con la tua gota di acqua. E il colibrì, attenti, senza neanche fermarsi, hai respinto. Io a fare la mia parte. Bene, io penso che seduti in tal mondo, e in particolare in Chiarnia, a facessero la loro parte, senza che lasci tanta torre, le robe, forse, alla resi migliore. Ecco, e questo è un messaggio bello, forte, che Elia al mande, e è un po' che c'è che si vuole
Samenà proprio a portare un messaggio proprio lanciato a breve vierte, come si dice, e dopo cui la svorella sparsave ascoltare sicuro che lo recepista dal sistema giusto. E vengo di sentire il parere, il pensiero e le esperienze di Nives. L'esperienza di Nives, io sono in Sud in Chiarnie, sicuramente anche morarei in Chiarnie e mi sento onorata di essere chiarniele, nonostante le sfadie che si continuano a fare anche in giornate di voi, per cercare di essere onesti, responsabili e di poter essere accoglienti. Questo progetto, queste esperienze mi ha fatto riflettere su tante robe, soprattutto che di mettere in conto ogni anno a Nadal, quando gli scrive a Samara perfino una roba assurda, una lettera a Gesù bambino, con storie e vonde, dove che domandi ogni anno che aiuti queste chiarnie, questo mondo, a decidere di collaborare, di condividere, di lavorare insieme e smettile, finire, perché è ora di finire, di essere in continua competizione, perché sennò per davvero non arriveremo mai alla misura dal colibrì che porta una goccia di aghe, ma rischiaremo sempre di più, come ad esempio in questi svecchios, di là di arrivare come le scavocce. E sarebbe veramente un gran peccato, soprattutto rispetto a ciò che diceva Marta, con la sua sensibilità e il suo entusiasmo di giovane. L'adulto ha di lavorare, ha di scombattere, ha di collaborare, fa in maniera che le nuove generazioni che vivono un momento di grande difficoltà possano continuare a poter insumiarsi di restare e di vivere all'ortiere. Con la loro radice, che noi mettiamo in condizione di restare ancorati, ma di chialare lontano, perché la compagno, la professoressa compagno, quando è venuta io dello spettacolo e in che volte io era magnifico rettore, e noi siamo onorati di vedere in Chiarnie, non solo io, ma tante altre in gamba, soprattutto giovani, ma che hanno venuto ascoltati. Io sono contabile una sera, che non è vero che stanno in città, si arriva io dice che succede al mondo, ma sta in mondo, sta sulla cima del nostro mondo, questa qui è la differenza. E grazie a tutti per avermi dato la possibilità di poter condividere e di essere contenta di poter essere. Grazie. Ecco, grazie anche a Nives. Io riesco che il quadro che salta fuori è un mosaico, diversi caratteri, diversi sentimenti, diverse espressioni. Se le che proprio quando si va in scena, come si dice, al salta fuori proprio dal vivo. E queste simpatie, questi contatti, queste sintonie, con la in genere vengono pas subito proprio da splaccia, con le esperienze che vengono avute in questi anni, che vengono girate attorno. Chiaramente, quel che vi date voi è un esercizio, non potete fare tutto, e andate momenti anche di poesie, con Dome Don Sandro Najaretti, ma anche le poesie bielas, qualcuno, ne buone scelte, oltre che di Giorgio Ferigo, anche di Leonardo Zanier. E andate una scelta, un percorso, proprio parlato la chiarnie di ir e parlato la chiarnie di voi. E non sentì come però il parere anche di quel che ha inviato queste robe e di quel che si è chattato con un po' di femmine stiarnielas a cercare di scombatti per Davide Alc, e per Davide Alc che noi diciamo che non è teatro, che è una roba un tic particolare, ma dino su allora invece c'è state queste tue esperienze, soddisfazioni, problemi e via. Sì, io la Chiarnia la conoscevo abbastanza, io Furlan dal Friuli di Miec, e sono nasciuta a Dignan appena all'inizio della pianura, dopo le scolline appunto di San Daniele, Maian, Coloret e Montalban, quindi io sono in pianura. E
io ho fatto un lavoro, gli ultimi 20 anni prima di andare in pensione, un lavoro interessante e particolare. Ho seguito ieri il segretario regionale dall'Esproloco, 200 associazioni appunto di questo tipo, e sono venuto a conoscenza anche del territorio chiarniel con le SOS di Savot Prolocos. E non è stato facile, di sei un lavoro sincero. Le di Savot Prolocos della Chiarnia erano dall'Esproloco sì originale sa colors, ma anche erano di Savot Wesh di cura in pratica, e anche se l'originalità è unica che della Chiarnia. Dopo questo progetto mi ha dato la possibilità di approfondire in che modi poi la conoscenza della Inter e dei territori della Chiarnia. A noi è stata facile anche perché tal mondo UE vivi in un gruppo, lei è una lavoro complicata, i sacrifici spesso non vengono tutti in campo, e quindi un gruppo ha delle regole in pratica, e tra i nostri siete insieme i vinto dagli anni una lavoro difficile, poi volte si lascia il rischio di disfarsi, di distruggere questo progetto. Invece con tenacia, con la volontà, con la pazienza da parte di tutti, è arrivato a costruire un gruppo che come vive bene, in pace, in grande amicizia. Quindi l'esperienza è una lavoro positiva, anche perché questo lavoro viene apprezzato tantissimo in Friuli, insieme a una 60 di repliche, forse di più, di cui una 40 in Friuli. La crescita artistica di così, che viene fuori proprio di questa amicizia ormai cementata dal nostro gruppo, è così importante, così forte, che il pubblico alla fine del spettacolo attocchia quasi mandarlo a casa. E chi aveva fuori senza presunzione o scomodà un grande dal teatro italiano, no? Edoardo De Filippo, alla fine dell'ennesima rappresentazione di Filomena Marturano, il sipario si era serato, il pubblico stava comunque sentato in sala, è venuto fuori dal sipario e ha detto io come sarei un lavoro contento se due giovani tornassi a casa. Non succede così, però il pubblico dopo aver veduto ognuno la conta a suo mood non si alza dalla chiadrea. È una lavoro biela, e che le protagoniste alla fine di ogni replica hanno una coda di persone che vogliono conoscerle, intervistarle, fotografarle, eccetera. Non avresti mai creduto a un successo così importante. Ma la roba più importante non è che chi carisce appunto che noi si facciamo di biei, eccetera, ma la sintonia e la fietta che regge in questo momento questo gruppo. Noi siamo in un momento di grande pace. Sì, dopo la sbufera dicono che come è il mar che è calmo sore sere, no? Quando va a morire sorelli che sbia il tramonto rosso, è così che, ma i dischi è soddisfazione all'attore, perché io dico che si crea effettivamente queste sintonie con plui, con manco in certi paesi plui, in certi paesi subite, però questi momenti di sintonie e di rapporto si crea con il pubblico proprio che ci parte anche a certi momenti dal spettacolo, no Dino? Sì, e dopo ecco per rispondere alla domanda di Celestino, è il teatro o non è il teatro? Non lo sappiamo neanche a noi. Il taglio è talmente particolare e originale che il stesso pubblico che l'assista, ognuno la conta a suo mood, hanno dice tranquillamente, io non mi aspettavi una roba del genere, probabilmente si aspettavi la commedia par Furlan o in Chiarniel col soldi di lieto fine, eccetera. E c'è che nos dà un lavoro di coraggio e di soddisfazione alle i messaggi che nos arrivano, le mail, no? In là che battia in questo lavoro come un lavoro di alto profilo culturale, e questo veramente sta un lavoro bene. Tra l'altro è un lavoro in continua evoluzione, perché sto ieri vi pronto una virata su questo lavoro con inserimenti di altri pensieri, di altre analisi, no? E quindi hanno le mai compagne e vi tantissima che l'ha veduto poi volte, ma tante volte, e ben plan che si sta costruendo un nostro pubblico, ecco, dei nostri tu
cultura attorno alla Chiarnia e per il Friuli. Che è il motivo di grandissima soddisfazione. È proprio il momento che al ben dedicata tradizione al chiappe il sapore differente in base a stagione da Gassie, vie per Nadal, sono le tradizioni di Nadal per esempio, quindi è effettivamente un alc che al mude secondo il momento, il team e la int. I colori della Chiarnia. I colori da Chiarnia, sono proprio i colori da Chiarnia, e che è un fattore, lei è bello perché è variato un evore, ecco, Dino ha fatto riferimento all'email e qui calvula, qui calvula di un contatto, riguardi che l'email è proprio che di Dino, persellodino@gmail.com. Dopo noi su questo depliant vi viene un numero di telefono che fa riferimento a Nives Baldaconi, che lo riguardi a che spunto il 349 323 5676. Non è difficile, ma tanto dopo lo scrivi in sotto e quindi ha la possibilità di memorizzarlo meglio, no? E i disegni che c'è che si va a presentare è la Chiarnia di Irma e anche la Chiarnia di voi, e il finale è legato proprio più espressamente a qualche elemento da Chiarnia di voi. Vi faccio di un solo al mancul che è dal panorama che di alchi vin sotto voi di 5 Livia a Sierre laudante che sbiela smons che vin proprio a Fort di Sot, che sono le Dolomiti. C'è molto presenti sto Livia. Allora, io camò un di manco perché i pes davanti ai miei balconi purtroppo sono cresciuti, ma i lasai ai davanti voi. E allora mi veniva spontaneo a queste biele smons dedicare a queste paraules, che sono le Dolomiti Furlanes, che sono state riconosciute patrimoni dall'UNESCO. Las veis mai viodudes sore sere, las veis mai viodudes pitturades di rosco anche alle soreli, grises come la rinte, pitturades sore sere di violette, che sembrano puntine ricamate sotto un ciel splendente di steles, e dopo mi venire su un grum di aggettivi in modo da dedicare a queste mons. E quando eri pisovine, i suoi zude sul cridola, che è la più alta di tutte le cimes, e da lassù non sai dirvi se sensazione che hai avuto, forse un anticipo di paradiso. Ecco, questa è una certa, dopo in Ninga toccia anche che sono le realtà presenti in Chiarnia di voi, chiaramente con un volo di riguardo che sono per esempio a queste attività che sono considerate poche, riguardano i pastori che permettono di tenere la monte netta per cui va per esempio in monte, che il bosco non ci la vente sodut, a quei giovani che hanno fatto una scelta di lavorare in nostre Chiarnie, di agricoltura, di mantenere i campi, di sforziaio e di vivere con ciò che la natura e la nostra terra produce. I riguardini che hanno chiappato per esempio il leam con la tradizione, col Museo Chiarniel, per esempio la carne arte tessile, che è uno di questi che ha chiappato da stella dall'inizio, che ha fatto la storia in nostre Chiarnie, dan lavoro a tante inda Chiarnie, e da che campionari in ore di voi e portano attorno in chiamò proprio che il calè è una roba del 1700, ma hanno tante di queste presenze, il discorso di tante gioventù che ha buon esito in tal mondo dal sport, hanno una dose di inte e forse non si rendono conto di queste tante volte, proprio perché come dicevi prima, la vinto sotto voi di ogni dì, e noi ci rendiamo metterla in luce in queste date che passiamo insieme, perché è giusto che come conosciamo tante robe che le televisioni, i mass media sono presenti da tutto il mondo, magari con l'ingerisce di ignoranza proprio sulla roba che i vengono sotto mano sempre. Sono le piccole robe, si dice, le robe che magari qualcuno ha da poco valore, ma che invece in una comunità tanto piccole ha un grande valore. Hanno splassi in questo contesto buttadenti proprio per capire il valore di queste robe. Io mi denti sempre dos rias che è scritto che fa parte dell'esperienza personale, in tal senso che io sono di una famiglia numerosa, in 11 fradi, non era grande possibilità in famiglia,
la roba che passava diventava piccola per più grande, veniva passata automaticamente quel che veniva dopo, finta proprio a furvare dal tutto, perché non si stracciava nulla, era questa mentalità di non stracciare, perché la roba a coste sudore, a coste fadie, a coste besse, quindi va dal limite possibile doprare finché si può. E il fatto di poter magari in una fiesta grande arrivare anche di creare un al di nuovo, la fiesta era grande 2 volte. E noi che eravamo spesso sempre di scolzi, impedui, con dei scusati e via, il fatto di arrivare in una fiesta che poteva essere Pasqua, Natale, creare anche un paio di scarpezze, poteva essere veramente un motivo in più per fare feste. E allora, proprio per dare il senso, il gusto di capire il valore delle piccole robe, 2 rias, scarpezze nuove, idee dai pies a si muovono senza poste, contenti di aver finalmente chiatato un sottetto. Ecco, e questo è il piacere delle piccole robe. Ecco, noi infatti queste tabagliate, così proprio per imprese dirette, senza prepararsi nulla, non sai se viene a giuntare in Moalc, dice qualcuno che ha di giuntare in Moalc, passi la balle a Dino, calciere, perché dopo si arriva con chiarni. Sì, ecco, io volevo solo dire che il Celestino, i serin con chiarni, anche se non si, ecco, Nives come si sta preoccupando. No, forse scusami Dino, sì. Bisogna riguardare Rosalea, 2 parole su Rosalea che non la venga qui, però. Sì, infatti, allora, Rosalea, prova lei il profilo per il profilo di Rosalea sul Deplian. Allora, di Rosalea le scritte così: sensibilità, grazie e passione di stare in compagnie, genuine. Ecco, la genuinità di Rosalea che per noi è stata una grande sorpresa. Rosalea ha messo pochissimo tempo a integrarsi con la sua propria genuinità, con la sua sensibilità. E Rosalea ha un tassello, una pietra dal nostro mosaico fondamentale. E si meraviglia anche a noi, perché ogni volta i sei testimoni che dicono un tocco new per Rosalea di studiare e arriva che lo ha imparato, lavora bene. E quindi un saluto a Rosalea che starà abbronzandosi al mare probabilmente. Sì, il finale anche io ti lo avrei domandato e lo desidererei proprio su questo chiarnia corale, anche se manca appunto un elemento, ma noi si organizziamo in un momento e trasmetteremo un segnale importante secondo me. Ecco, e alle proprio con queste parole di Don Sandro Najaretti che non sarà queste nostre chiacchierate. Grazie a chi ha avuto la pazienza e oggi semplice per anche il gusto di starci a ascoltare. Era come che vi ho potuto io la compagnia teatrale che è intitolata Amelia Artico, nel sud della Commissione Pari Opportunità da Chiarnie. Allora, i torniamo a presentare Duce, partendo da Elia di Ravinas di Paular, dopo vin Dino Persello che è il regista di tutte queste operazioni, vin Nives Baldaconi di Ville Santine, Marta che è di Darte, dopo vin Solidea dal Chianale Inchiaroi da Paular e per finire Livia dal Force di Sot. E riguardiamo anche Rosalea che è di Force e da Voltri, Forni a Voltri, che a noi è qui con noi, ma di sicuro con spirito è qui con noi. E Celestino. E Celestino. Celestino l'ha chiacchierato fin con me, quindi lo Iodin, insomma. E Celestino che arriva di Ciurciuvint di Sore. Non stiamo a sbagliarsi perché sennò è un pericolo. Mi una guerra. Ecco, e il saluto nostro di queste compagnie alle proprie con le parole di Don Sandro Najaretti. Chiarnie. Chiarnia, scunas sustais, soteradas di telarinas. Falsi rusinidas, tai chiots bandonats. Quartons che si clostran d'avor di ogni funeral. Pezzi che cresce agli orti dei paesi. Il non di Dio, bon plan, sotterà. Biaz pais, biada Chiarnia. A tuas resistut, a fan. A guerra senza fin. Migracions. Terremoti. Signor! Uda la neste int a continuare la sua storia. Per scolpire in tas musas di fresche generazioni Il gusto di vivi. Di lavorare. di restare.